una grandissima emozione coniugare trevigianità e internazionalità. Questo ritorno di Marco Goldin a Treviso, che poi non è un ritorno perché insomma Treviso è la sua città. Mi piace sottolineare come con Marco da tanti anni stiamo lavorando per un progetto culturale sulla città. Oggi ci siamo riusciti, in passato abbiamo mancato l'obiettivo, ma non per mancanza di volontà, ma semplicemente perché a volte possono esserci le condizioni, a volte no, soprattutto da un punto di vista finanziario, però credo che questa grande sinergia comunitaria che mette insieme le istituzioni, che mette insieme partner privati, mi piace sottolinearlo, che mette insieme anche l'associazione dei commercianti che in questo momento magari vedono le loro attività un po' sofferenti, ma rilanciano sostenendo l'arte, la cultura e la bellezza, è un qualcosa di straordinario, non soltanto per la nostra città ma per un territorio. Noi ci candidiamo ad essere il polo culturale delle Olimpiadi Milano Cortina, così come ci candidiamo ad essere realmente la capitale della cultura. Quel dossier che ci ha visto sfiorare il titolo l'anno scorso in realtà è un brogliaccio di lavori che noi stiamo realizzando, che vogliamo portare avanti con grande determinazione, anche perché ci sentiamo a tutti gli effetti la capitale della cultura. Questa è una mostra in salsa trevigiana che però farà parlare tutto il mondo e quindi sono davvero emozionato, orgoglioso. Ringrazio tutta la mia squadra di giunta, i consiglieri comunali, in particolare ovviamente l'assessore De Gregorio. Fatemi ringraziare anche l'assessore Colonna Preti, perché qui si arriva soltanto grazie a un percorso che parte da lontano, una città che è cresciuta giorno dopo giorno da un punto di vista culturale, grazie al grande lavoro del dirigente Fabrizio Malachin, che ha saputo rendere anche autonoma nell'organizzazione la città di Treviso da un punto di vista delle mostre, autonoma e dialogante anche con realtà private come Linea d'Ombra. Quindi ci aspetta davvero un grande futuro all'insegna della bellezza, dell'internazionalità, della cultura, che erano quei tre elementi che mi ero posto all'inizio del primo mandato come obiettivo. E quindi oggi, grazie al sostegno della Regione Veneto, del Presidente Zaia, che ha creduto fin da subito in questo progetto, il sogno diventa realtà.